Siete su una nuova puntata del podcast del Cactus. Sono Giada di Letture Scomposte e oggi vorrei leggervi degli stralci dai libri di Francesco Piccolo, Momenti trascurabili di infelicità, di felicità e Momenti trascurabili, volume terzo. Cosa sono i momenti trascurabili? Direttamente da un'intervista che l'autore Francesco Piccolo ha rilasciato all'Agi, diciamo questo, che questi libricini non sono altro che racconti che variano di lunghezza tra il breve e il brevissimo e tentano di dipingere e in qualche modo razionalizzare e mettere a nudo quei piccoli momenti della vita quotidiana che ci creano piacere o fastidio, che tendiamo appunto a trascurare, ma che alla fine ci rendiamo conto tutti insieme compongono una grossa fetta della nostra vita. Beh, buon ascolto. L'anno scorso mia moglie mi ha allungato un pacchettino avvolto da carta colorata e un fiocchetto dorato, il mio regalo di Natale. All'inizio ho provato a sciogliere il nodo e a scartare il pacchettino con delicatezza, ma non c'era modo che si aprisse. Solo dopo tanto tempo e molto innervosito ho strappato la carta con le unghie e con i denti. Mia moglie mi guardava fisso negli occhi, curiosa e ansiosa, ma anche spaventata per quella violenza, perché aspettava di capire se mi piaceva. L'ho aperto, l'ho guardato e ho sfoderato un sorriso molto ampio e ho detto grazie. Ti piace? Ha detto lei. Moltissimo, ho detto io. Ma non ho capito cos'era. Era un oggetto strano, con colori belli e una forma particolare, ma non era possibile capire cosa fosse. Intanto che lo mostravo agli altri, lei mi chiedeva: hai capito a cosa serve? Hai indovinato? E io rispondevo: sì, certo, ma sempre più esitante. Poi chiedevo anche agli altri se avevano capito, con la speranza segreta che qualcuno rispondesse sì con convinzione. Così finalmente me lo facevo spiegare per poi dire, come se avessi già capito: bravo, hai indovinato. Ma nessuno ha capito di cosa si trattava e soprattutto a cosa serviva, perché a qualcosa doveva servire. O poteva anche essere soltanto un soprammobile, una roba da appendere al muro o ancora da tenere in cucina o sul comodino, ma non era chiaro nemmeno questo. Poi la notte, nel letto, ho ribadito a mia moglie che il regalo mi era piaciuto moltissimo, però dovevo confessarle una cosa: non avevo capito cosa era. Mi sono affrettato ad aggiungere che questo non c'entrava, perché era un regalo proprio bello, aveva dei colori belli e una forma particolare. Questo è quello che conta e non importa se non ho capito cosa sia, perché non lo hanno capito nemmeno gli altri. Nessun altro a cui l'ho mostrato, e così nell'intimità della notte e del letto ho potuto chiederle, cercando di controllare l'esasperazione nella voce: insomma, cos'è? A cosa serve? Mia moglie, nell'intimità della notte e del letto, mi ha confessato di non avere la minima idea di cosa fosse. Anzi, sperava molto quando l'ho visto e ho detto che era bello che le dicessi cos'era. Per questo continuava a chiedermelo. Però lo ha visto nel negozio. Quando l'ha visto ha pensato subito a me, ha immaginato che mi sarebbe piaciuto e l'ha comprato. Non le ho chiesto perché ha pensato subito a me. Non gliel'ho chiesto perché non lo volevo sapere. Quindi abbiamo aspettato il giorno di riapertura dei negozi e siamo andati lì dove lo aveva comprato, ma il negoziante non ha saputo rispondere alla nostra domanda e anzi ha detto in modo piuttosto arrogante: se dovessi sapere a cosa servono tutte le cose che vendo. Ma noi non ci siamo arresi. Abbiamo trovato l'indirizzo mail della fabbrica e abbiamo scritto, nella sostanza: abbiamo acquistato il vostro coso, lo abbiamo trovato molto bello, ma cos'è? Dalla fabbrica hanno risposto con prontezza e gentilmente ci hanno spiegato che questa è la loro filosofia, in sintonia con la particolare predisposizione dei clienti riguardo ai regali di Natale. Se è bello, se vi piace, non importa cos'è. Usatelo come vi pare. E infatti, ci hanno spiegato quelli della fabbrica, il fatto di non sapere cosa fosse non ha impedito al negoziante di ordinarlo e di esporlo e a mia moglie di comprarlo, perché ha pensato subito a me e a me di riceverlo e apprezzarlo. Il ragionamento ci è sembrato abbastanza convincente, soprattutto definitivo. Ci è rimasto solo il sospetto che potesse essere un modo molto brillante per giustificarsi del fatto che non avessero capito nemmeno loro cosa fosse, ma era solo un sospetto. Da quando abbiamo smesso di indagare ho tenuto il mio regalo sempre a portata di mano
Se non riuscivamo ad aprire un recipiente, se volevo specchiarmi, se volevamo svitare o avvitare, accendere una sigaretta o lavare l'insalata. A un certo punto dicevo a mia moglie: proviamo con quel coso che mi hai regalato a Natale, ma non funzionava. Per tutto l'anno ho provato a usarlo in molti modi, perfino per lavare la macchina, stampare un file, portarcelo a letto per farlo partecipare alla nostra vita sessuale. Ho provato a usarlo come scatola di biscotti in microonde, ho provato a vedere se si alzava al posto mio per rispondere al citofono, l'ho cucinato con il riso, ci ho versato dell'acqua sopra, l'ho messo sui termosifoni o in testa sotto la pioggia. Gli ho perfino comprato i croccantini per gatti, non so perché. E questo è ovvio, ho provato anche a lasciarlo per un po' su una mensola o appeso in corridoio, ma nulla di tutto questo ha funzionato. Poi è arrivato di nuovo Natale e mia moglie mi ha allungato un pacchettino avvolto da carta colorata e un fiocchetto dorato. Mi ha raccomandato: aprilo con delicatezza, si può rompere. Era un modo per dirmi che non avrebbero tollerato né lei né il regalo un attacco di nervi come quello che mi aveva preso l'anno prima. Ho provato ad aprire la carta, la scatola, il fiocco in tutti i modi possibili e non ci sono riuscito. Allora ci ha provato lei e poi tutti i parenti e gli amici, niente. Mia moglie continuava a dire: fate piano, si può rompere. A un certo punto ho detto: proviamo con quello. Gli altri non hanno capito cosa fosse quello, ma lei sì. Sono andato a prendere il regalo di Natale dell'anno precedente, l'ho usato con tutta la delicatezza possibile per aprire il regalo di Natale di quest'anno e ci sono riuscito con una certa facilità. Confesso che, riguardo al regalo di quest'anno, non ho ancora capito bene di cosa si tratta e a cosa serve e soprattutto perché si poteva rompere, ma sono molto sollevato di aver capito a cosa serve l'altro, ad aprire i regali di Natale. Cioè, non so se sia stato inventato per questo, ma adesso noi lo usiamo così. La ragazza che davanti a un cancello si è fermata, mi ha aspettato e mi ha detto prego e mi ha fatto passare. Se devo pensare a un momento in cui la mia vita è precipitata, mi sembra quello. Quando mi dicono ti potevi vestire meglio e io mi ero già vestito meglio. Mi addormento in treno o in aereo anche solo un poco. Quando riapro gli occhi vedo il mio vicino di posto che ha davanti un succo d'arancia quasi finito e una bustina aperta dove c'erano biscotti e salatini. Il carrello è già passato e chissà se ripasserà più. Il momento in cui il cantante verso la fine del concerto comincia a presentare tutti i musicisti e sai che ognuno di loro sta per fare un assolo. Un amico ti dice: visto che stai scendendo, mi faresti un favore? Prende il sacchetto dei rifiuti, lo chiude in fretta e te lo consegna. Lo porteresti giù? Ti dispiace? Devi dire: figurati, non c'è problema. Poi scendi le scale con quel sacchetto di immondizia umido, forse gocciolante, tutta roba che non hai prodotto tu. Ti avvicini alla fermata dei taxi, pensi di salire su quello che sta davanti a tutti, ma non si sa per quale astruso motivo non tocca mai a quello. Il tassista primo della fila ti fa segno di no e te ne indica un altro, uno che sta in mezzo agli altri, in una posizione qualsiasi. E il tassista in prima fila ti ha fatto segno di no in modo stizzito, anche un po' sorpreso. Non capisce perché non lo hai capito da solo che toccava a quell'altro. I titoli di testa un sacco di tempo dopo che il film è cominciato e pensi: ma allora quello che ho visto finora cos'era? Quando ci si trova di fronte alle porte dove c'è scritto staff only e non si può entrare. Quando ti danno il resto con 5 centesimi, 2 centesimi, 1 centesimo. Il circo, decisamente, ma anche soltanto passarci accanto, perché non entrerei mai, ma anche solo il fatto di sapere che è in città da qualche parte a causa di un manifesto visto per caso. Non parti mai d'estate, te ne stai sempre a casa di giorno e giri per la città di notte. È il periodo dell'anno che ti piace di più, agosto. La parte centrale di agosto, meglio. Una settimana, al massimo 10 giorni, quello è il momento perfetto. Tutti vanno via e tu rimani qui. È la tua vacanza senza vacanza. È come se avessi un balcone che affaccia su tutta la città e da giugno la vedessi riempirsi sempre di più, con le notti piene di cose da fare, la gente che non ha nessuna voglia di tornarsene a casa. A un certo punto però ti accorgi che di gente laggiù comincia a venirne meno. Se ti sporgessi a cercare di ascoltare le parole, sentiresti che ti salutano. Domani parto, ci rivediamo quando torno. Piano piano la città si svuota e in mezzo ad agosto saluti l'ultimo amico e finalmente
rimani solo. Così la chiami, la tua vacanza senza vacanza. Sei in una città di gente straniera, seminuda, che fotografa ogni angolo e questo ti piace. Te ne stai a casa durante le ore più calde, mangi poco e di continuo leggi, guardi film che hai registrato anni prima. Hai davanti a te la pagina dell'estate di Repubblica e la consulti di continuo, devi decidere cosa fare stasera. Fino alle 5 di pomeriggio quasi sempre hai deciso per una gincana che ti porterà in 3 posti diversi. Alle 6 scendi a 2, alle 8 1 e qualche volta con il motorino passi davanti all'arena dove avevi deciso di andare e non ti fermi e rimani a girare fino a notte fonda. Qualche volta te ne stai un sacco di tempo nei supermercati semivuoti, compri un gran numero di gelati confezionati da tenere in freezer. Prendi tantissime volte la macchina. Per il resto dell'anno non la prendi mai, perché adori andare in qualsiasi luogo e trovare subito parcheggio e adori ancor di più tornare a casa e scegliere tra 5 o 6 posti liberi. Vivi tutto il giorno nella penombra delle finestre semichiuse e ti cerchi dei punti dove c'è una leggerissima corrente. Giri nudo per casa e te ne stai un sacco di tempo a letto a guardare il soffitto. Lo fai soprattutto dopo aver fatto la doccia. Fai tante volte la doccia. Ti piace che il tempo non passi mai e ti piace non sapere cosa fare, ti piace perfino annoiarti a tal punto certi giorni che cominci a pensare di voler partire, cominci a pensare ai tuoi amici che sono sparsi in giro e a come potresti raggiungere questo o quell'altro. Ti piace camminare nel corridoio avanti e indietro, pensando che faccio, parto o non parto, sapendo che non partirai mai. Quando esci, in qualsiasi posto tu vada, succede sempre che dopo nel mezzo della notte fai delle lunghe passeggiate. Lasci il motorino o la macchina lontano e te ne vai al ghetto, a Piazza Navona, a Campo Marzio. Cammini e incroci turisti. Cerchi sempre di scrutare nei loro occhi lo stupore per quello che stanno vedendo e ti piace pensare che loro ti guardano e pensano che tu vivi qui. Cammini fino a quando non senti i tuoi passi produrre l'unica eco nei dintorni. Oppure te ne vai alla Garbatella, in alcune stradine del quartiere Trieste, sui ponti a fare avanti e indietro, a Via Giulia, oppure in certe strade verdi e silenziose di Monte Sacro, a San Saba, quasi sempre da solo, qualche volta in compagnia, e allora cammini fino a quando non senti i passi tuoi o di chi sta con te che si scambiano il ritmo. Di solito ogni volta succede che trascorri gran parte di questo tempo vuoto di agosto insieme a qualcuno che conosci a stento, che durante l'anno non hai frequentato o hai visto una sola volta e che ricomincerai a non vedere più appena questo tempo finisce. Quest'anno hai incontrato lei, la conoscevi, la vedevi in un sacco di posti. L'ultima volta l'hai vista a una festa una sera di luglio e ora, mentre camminate nella notte, sostieni di aver parlato con lei tutto il tempo quella sera. Lei sostiene che tu stavi parlando con lei e poi hai smesso per parlare tutto il tempo con una ragazza israeliana che era venuta a Roma per girare un documentario. Tu ti ricordi della ragazza israeliana, ma non ti sembra che... comunque, poi ti ricordi che quella sera un suo amico l'ha guardata negli occhi e ha detto: «Noi ci siamo baciati una volta, è vero?» E lei ha detto sì. Hai capito subito che questa cosa te la saresti ricordata, ma non hai capito perché. Poi la incontri a un concerto. Andate a bere una birra prima che cominci. Lei ti dice che non parte perché Roma, come è ad agosto, non è mai più. Tu non le dici che pensi esattamente la stessa cosa perché ti sembra stupido. Stai zitto. Però capisci che quest'anno farai le tue vacanze in città con lei. Esci con lei tutte le sere. Per questa settimana al massimo 10 giorni, fino a quando non torna qualcuno che riporti te o lei a casa. A Roma come era prima e come sarà dopo, non questa Roma così. Noi ci siamo baciati una volta, è vero? Aveva detto quel suo amico. Lei ti chiama tutte le sere intorno alle 6:30, non vi dite cosa avete fatto finora, non vi vedete mai se non la sera. State un sacco di tempo a discutere su cosa fare. Il film, il concerto, la pizza, l'indiano. Ogni volta che sembrate raggiungere un accordo, uno dei due fa una proposta nuova. Vi piace molto complicare le cose, poi andate da qualche parte. Poi prendete la macchina o i motorini e li lasciate ai margini di un quartiere e camminate fino a tardissimo, parlate. Spesso prendete un gelato. Lei sta con te, ma intanto sta anche con i suoi amici, anche se i suoi amici sono partiti. Manda SMS e ne riceve di continuo. Non smette di camminare, di parlare o di ascoltare mentre spedisce o legge SMS. Non smette di spedire SMS mentre parla, cammina o ascolta. Ogni tanto sorride e quando capisci che non stai dicendo nulla di divertente, capisci anche che lei sta sorridendo per un SMS. La cosa non ti dà fastidio, ti mette allegria.
Poi la accompagni a casa, aprite il portone, salite fino all'ultimo piano. A te viene il fiatone, a lei no. Davanti alla porta di casa sua vi fermate a parlare ancora per tanto tempo. La seconda o la terza notte, non ricordi, vi baciate. Appena il bacio finisce, tu le dici buonanotte e scendi le scale con quella frenesia con cui si scendono le scale dopo i baci. Poi tutti i giorni sono così. Telefonata, cosa facciamo? Discussione, scelta, uscita, passeggiata, SMS, scale di casa sua, davanti alla sua porta, lei spegne il telefonino e vi baciate. Tutti i giorni sono così, tranne il fatto che per tutto il giorno tu hai voglia di baciarla. Vi baciate ogni notte per un sacco di tempo. Lei non ti fa entrare in casa e tu non vuoi entrare, vuoi stare lì con la luce fioca delle scale, il silenzio intorno e dei baci lunghissimi che sono dei baci che ti piacciono molto. Non glielo chiedi, ma speri che piacciono molto anche a lei. Ti sembra di sì, non vi dite niente riguardo ai baci. Ogni notte arrivate in cima alle scale, tu col fiatone e lei no, e sapete l'uno dell'altro qualcosa in più. Vi siete raccontati un sacco di cose prima, poi cominciate a baciarvi e smettete di parlare, vi baciate soltanto a lungo tante volte, poi tu scendi le scale con frenesia. Una sera lei ti invita a cena a casa sua, mangiate, bevete, chiacchierate, ascoltate musica fino a notte fonda, poi uscite sul pianerottolo e solo lì vi baciate a lungo, tante volte. Un giorno lei ti chiama alle 6:30. Sei pronto a combattere per andare in qualsiasi posto dove lei non abbia voglia di andare. È il vostro gioco, sei pronto. Lei ha una voce più naturale e disinvolta del solito, quindi capisci che non è né naturale né disinvolta. Aspetti che dica quello che ti deve dire. Te lo dice. C'è una sua amica stasera, quella di cui ti ha parlato tanto. È tornata. Esce con noi, dice. Ti giri verso il muro dove c'è il calendario, cerchi di ricordarti che giorno è e finalmente te lo ricordi. Forse, quando riaggancerai, chiameranno anche te. Sarà tornato qualcuno. Pronto? Ci sei? Ti dice lei. Dici che forse visto che non si vedono da tanto tempo non è il caso. Lei ti dice che sei scemo, vuole che tu conosca la sua amica. Va bene, dici. Loro hanno pensato di andare... Tu dici che va bene, senza protestare. Lei sta un attimo in silenzio dopo che hai detto così presto che va bene. Tu le dici pronto, ci sei? E vi date appuntamento. Da anni io e mia moglie discutiamo sempre della stessa cosa, del presente e del futuro. Io penso al futuro continuamente, lei dice ossessivamente. Lei pensa al presente continuamente, anzi, ossessivamente. Abbiamo scoperto che in ogni evento della vita, anche scegliere se comprare pane bianco o integrale, oppure decidere chi porta il bambino in piscina, la questione del presente e del futuro si ripresenta ogni volta. Se per esempio dico che bisogna pagare il nuoto e dico paghiamo ogni mese o in una rata unica, lei mi guarda con l'espressione filosofica di chi conosce le cose del mondo e dice in una rata unica. E se poi moriamo? Paghiamo una volta al mese. Mia moglie è contraria a ogni prospettiva che scavalchi la settimana corrente. Dice e se poi moriamo? Che ci occupiamo a fare di cosa deve succedere lunedì prossimo? Dobbiamo mettere un po' di soldi da parte, dico io. Diventeremo vecchi e dovremo sopravvivere, abbiamo dei figli. Il nostro compito è anche quello di costruire, di pensare, di progettare. E lei mi guarda come se conoscesse davvero come è fatto il mondo e dice e se poi moriamo? Così vuole fare un viaggio nei paesi tropicali, vuole comprare i vini più costosi del mondo, vuole fare esperienza di qualsiasi cosa. Vabbè, non proprio qualsiasi. Cioè, non lo so, spero non proprio qualsiasi, perché dice facciamola, possiamo morire all'improvviso e non l'abbiamo fatta. È facile immaginare la sua espressione quindi se prova ad avanzare l'ipotesi di acquistare una casa. Facendo un mutuo mensile lo possiamo pagare. Certo, dobbiamo stare un po' attenti, ma è importante fare un investimento in modo che poi, quando diventiamo vecchi, ma lei mi guarda e dice e se poi moriamo? Per mia moglie quindi il futuro non esiste, esistono tanti presenti consecutivi di cui dobbiamo subito approfittare perché potremmo morire all'improvviso. Quando dice queste cose, quando dice prendiamo tutti i soldi che abbiamo e andiamo in Polinesia, che ce li teniamo a fare i soldi se poi moriamo? Io mi chiedo sempre,
Ma se poi moriamo, chi se ne importa di essere andati in Polinesia? Cioè, quando siamo morti, a chi lo diciamo che siamo stati in Polinesia? Che differenza c'è tra un morto che è andato in Polinesia e uno che non c'è andato? Mettiamo anche che esista il paradiso davvero e che ci sia davvero San Pietro alla porta. Cosa gli diciamo? Guardi che però noi siamo andati in Polinesia. E lui probabilmente risponderà: e a noi che ce ne importa, scusi? Lo so che è più simpatica mia moglie, lo so che appena ho parlato di accendere un mutuo l'interesse su di me si è afflosciato. Lo so che poiché lei vuole sperperare tutti i soldi appare molto affascinante, seducente, e lo so che poi se devono fare un film fanno un film su un professore che dice ai suoi studenti di cogliere l'attimo fuggente e non su signore che mette da parte i soldi destinati all'IVA così quando deve pagare la CDA perché è stato previdente. Però del resto, la questione della vita è che esistono sia il presente sia il futuro ed è assolutamente vero che succede troppe volte che uno fa tanti progetti, pensa alla sua esistenza come a un periodo lunghissimo in cui deve fare molte e diverse esperienze e all'improvviso muore e tutto questo non ha avuto alcun senso, lo so. Però c'è una questione di cui mia moglie non tiene conto, anche se il suo ragionamento è legittimo. Mia moglie elimina dalla sostanza della vita una questione perfino più probabile di quella che pone lei. E se non moriamo? Perché è verissimo che possiamo morire all'improvviso investiti da un'auto o in un incendio o per una malattia grave o per un infarto, ma se non succede, se poi diventiamo veramente vecchi e tutti i soldi li abbiamo spesi in Polinesia o non so dove altro, cosa ci diciamo? Che purtroppo non siamo morti, adesso non abbiamo più niente? Ci chiediamo: ma perché non siamo morti, mannaggia? Così alla fine tutte le discussioni tra me e mia moglie si condensano in questo dialogo di essenzialità filosofica. Lei dice: e se moriamo? E io dico: e se non moriamo? Il presente e il futuro in questo dialogo esistenziale si biforcano, si mettono contro, diventano due schieramenti avversi che vogliono ottenere più voti uno dell'altro. Ma la verità è che il presente e il futuro si combinano, non si oppongono, sono uno conseguenza dell'altro e che si può prendere tutto ciò che si può dal presente ma continuando a tenere un piede nel futuro, nell'eventualità che una tragedia improvvisa non ci colpisca, perché è assolutamente vero che può colpirci, ma è altrettanto vero che può non colpirci. E così devo sempre confessarle che io al futuro ci penso, non posso farne a meno. Il fatto stesso di essere uno che scrive è fonte di progettualità, tempi lunghi, idee che qualcuno vedrà dopo qualche anno. Se dovessi pensare e se muoio, non scriverei più. Mia moglie annuisce, per niente convinta, e poi appena ci dicono che qualcuno ha avuto un infarto, una malattia grave, un incidente, non voglio dire che è contenta, per carità, anzi è dispiaciutissima, però conserva la lucidità di venirmi subito a cercare per dire: lo vedi? Lo vedi com'è la vita? È inutile costruire, fare un progetto, perché se poi fai un incidente, hai un infarto o scopri una malattia grave, l'unica cosa da fare sensata nella vita è prendere un aereo e andare in Polinesia. Io poi non so cosa ci sia in Polinesia che l'attira tanto. Ma allora, se davvero vogliamo andare fino in fondo alla filosofia di mia moglie, quando mi propone il viaggio in Polinesia, perché tanto poi moriamo, potrei dirle con la stessa logica che ce la siamo goduta fare la vita se poi moriamo, o in modo più definitivo, vivere. E che viviamo a fare? E se poi moriamo? Quando sono di malumore la mia famiglia non mi sopporta. Quando sono di buon umore la mia famiglia preferiva quando ero di malumore. Chi mi darà indietro tutto il tempo perduto a districare i fili degli auricolari? La lavatrice divide una coppia di calzini per tutta la vita. Ci sono due cose che non riesco a fare più. Man mano che passano gli anni, la mia pigrizia cresce. Mettere benzina e fare il bancomat. E così tutti i giorni il mio cervello è impegnato a occuparsi del bancomat e dei distributori di benzina. Ci passo, li guardo, penso che non ce la faccio a fermarmi, spegnere il motore, scendere dal motorino, digitare il PIN oppure aprire il serbatoio. Sono azioni semplici, quotidiane, ma io non ho la forza di farle. Rimando, rallento, guardo lo sportello del bancomat o il benzinaio accanto alla pompa, liberi che mi aspettano, e mi dico: domani.
Non conteggio nemmeno le volte in cui, quando sto per fermarmi, vedo che c'è qualcun altro a fare il prelievo o a fare benzina, perché non prendo nemmeno in considerazione la possibilità di aspettare. Tutto ciò è insensato, lo so, anche perché di continuo mi dico: devo fare benzina, devo fare il bancomat. Penso: ma che ci vuole? È possibile che sono diventato così pigro? E allora mi dico: domani lo faccio, giuro. E intanto i giorni passano. Nel portafogli i contanti diminuiscono, resto con 5 o 10 euro più qualche spicciolo. Nel motorino la benzina diminuisce, il serbatoio è in riserva, ma pur di non fermarmi calcolo che ce la faccio ancora. In fondo oggi devo solo arrivare fin lì e tornare, poi domani giuro che faccio benzina. Intanto spendo quei 5 o 10 euro e quegli spiccioli, poi pago con la carta di credito anche 2 caffè. Poi dico: paghi tu per favore che non ho soldi, devo fare il bancomat. E poi il motorino si ferma per strada. La prima cosa che penso è che si è rotto. Non accetto che la benzina sia finita, secondo i miei calcoli un altro po' ce n'era. E poi domani sarei andato al distributore, mannaggia. E penso che devo portare a mano il motorino oppure lasciarlo lì e andare al distributore con una tanica. Vado, con gran fatica. Arrivo al distributore e mi accorgo della questione tragica. Non ho soldi, non ho fatto il bancomat. Non ho mai promesso a me stesso in queste circostanze e giuro che adesso la smetto di essere pigro con bancomat e benzina. Non ho mai imparato la lezione, anzi, penso che dovrebbero inventare un servizio di consegna a domicilio di contanti e di benzina. Uno chiama e ordina a qualcun altro di prelevare al bancomat o di fare il pieno al motorino. Suonano alla porta e ti danno i tuoi contanti. Suonano al citofono, scendi, sarebbe ancora meglio lanciare le chiavi dalla finestra e poi loro te le lasciano nella cassetta della posta. Hanno portato la tanica e riempiono il serbatoio. La Macedonia? No. Le persone che lavorano nei forni o nelle salumerie, poi per strada vestite normalmente, non le riconosci. Mi piace molto scendere le scale. In qualsiasi posto al mondo vada, se dall'aereo si vede l'edificio blu con la scritta gialla Ikea, io mi sento tranquillo, nessuno potrà farmi del male. Sono davvero grato a chi ha inventato il piccolo pungiglione sul tappo del dentifricio per rompere l'involucro quando lo si apre per la prima volta. Solo che non è stato abbastanza bravo anche nella comunicazione, perché io me ne sono accorto solo molto tardi. Non lo sapevo e ho continuato per anni a sfregiare il dentifricio con mezzi di fortuna. Quando si fanno le cose, soprattutto quando si fanno le cose buone, bisogna imparare a comunicarle. Quando passa l'ambulanza a sirene spiegate non si capisce perché i guidatori delle auto che seguono sentono il dovere di accelerare anche loro. Un rumore di tacchi nel corridoio di un albergo che si avvicina. Immaginare chi possa essere, immaginare che quei tacchi si fermino davanti alla porta, invece proseguono e si allontanano. Quando una donna dice «con quello non scopo bene», tu sei sempre un po' contento, anche se non c'entri niente. Quando sei per strada e sei avvilito perché non sai bene dove andare e a un incrocio appare quella meravigliosa freccia che dice tutte le direzioni. La mattina mi sveglio presto perché spero di avere il tempo di bermi un'enorme tazza di caffè e leggermi i giornali sull'iPad. Ma mio figlio, che è piccolo, sente i miei passi, mi chiama e dice «Ho finito di dormire!» E in quel momento a me prende un crampo allo stomaco, una specie di materiale pesante che si piazza sullo stomaco e poi tende a scavare come se volesse penetrare. Mio figlio comincia a farmi domande. Io ho i pensieri ancora annebbiati, voglio leggere il giornale, voglio bere il caffè, ma ho questa specie di sottofondo che richiede attenzione e gliela devo dare. Quindi un po' cerco di godermi le mie cose, un po' do retta a lui e non mi godo davvero né il caffè né il giornale e non do davvero retta a lui. Poi si sveglia mia figlia, che è un adolescente, quindi vuole che il caffè esca nel momento esatto in cui lei mette piede in cucina, altrimenti si innervosisce. E poiché è adolescente e appena sveglia, non bisogna sbagliare una sola parola, altrimenti diventa una belva. Io sto zitto, così lei mi dice «Non mi parli, non mi chiedi mai niente!» Lo so che è una trappola, però che devo fare? Le chiedo qualcosa e lei diventa una belva, ma non voglio che si innervosisca, cerco di fare tutto bene. Non ci riesco, lo so, ma ci provo. E qualche volta, una mattina ogni 10, lei non si incazza e sono contento. Intanto però questo crampo allo stomaco da quando lei è entrata in cucina è raddoppiato.
Preparo la colazione a tutti e due. Lei vuole il latte parzialmente scremato e lui intero. Quando lo verso mi controllano. Poi mi siedo con loro e cerco di stare attento, perché arriva sempre il momento in cui mio figlio vuole aprire da solo la busta dei cornflakes, che è l'elemento inventato dall'umanità per educare a misurare la forza. Se ce ne metti poca non si apre, se ce ne metti troppa si squarcia e volano i cornflakes per tutta la casa. E le braccia per il rinculo si aprono a grande velocità, colpendo parecchie cose. Dico sempre faccio io, lui dice sempre no, faccio io. E tutti suggeriscono che è giusto che impari a fare le cose da solo. Dico, però ci sta mettendo un sacco di tempo a imparare ad aprire la busta dei cornflakes. Mi rispondono, è normale, bisogna incoraggiarlo. E noi tutti sappiamo che il giorno in cui aprirà dolcemente la busta dei cornflakes e nemmeno uno volerà per la stanza, sarà diventato un maestro zen. E anche io, a quel punto, sarò diventato un maestro zen. E 2 maestri zen in una casa credo siano troppi. Leggo i giornali male, bevo il caffè male, faccio colazione male, rispondo alle domande di mio figlio male e non riesco a impedire che faccia danni. Mia figlia sbuffa e urla o scuote la testa per dire sei assurdo. Non so perché pensa che sono assurdo, ma lo pensa. Non a proposito di qualcosa, lo pensa in generale. Invece la mia vita cambia completamente quando dormo fuori per lavoro. La mattina apro gli occhi e mi rendo conto, dopo pochi secondi, che non devo preparare il caffè a nessuno. E nessuno si incazzerà con me. Anzi, posso scendere a fare colazione nella grande sala dell'albergo, dove c'è qualcuno che si occupa di me. Mi chiede cosa desidero e io desidero un sacco di cose. Posso leggere il giornale, assaporare il caffè, fare colazione con calma, e anche se per istinto mi guardo intorno di continuo per vedere se è tutto a posto, è sempre tutto a posto. In un albergo sconosciuto di una città sconosciuta si affaccia il tempo precedente, quando non avevo figli, un tempo che io non ricordo più e che non riesco più a ricomporre nella mia memoria, e invece qui all'improvviso appare per un attimo, ma è solo un attimo. Perché proprio mentre sto per risentire il sapore di quel tempo si ripresenta quel materiale che preme sullo stomaco, anche se qui è meno pesante, preme di meno, come se ci fosse però con la sordina. Succede perché inevitabilmente con il caffè, il giornale e i cornetti alla crema davanti sento con chiarezza che da qualche altra parte qualcuno, lontano, a casa mia, deve fare in tempo il caffè a mia figlia, deve stare attento mentre mio figlio apre la busta dei cornflakes, deve versare latte intero e parzialmente scremato, deve rispondere a domande che spesso non hanno una risposta possibile. Lo farà mia moglie, che deve svegliarsi prima quando io non ci sono. Lo farà anche meglio di me, credo. Comunque non posso bere il caffè e leggere il giornale e fare colazione senza questo crampo allo stomaco. Anche qui in albergo, anche se più lieve, più sopportabile. Ma quando il crampo è tornato qui con me, allora sento che sono finalmente io e penso che questo crampo allo stomaco sia la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. La domenica, qualsiasi posto tu voglia raggiungere, non puoi. Tra te e quel posto c'è sempre una maratona. Io spero che il tempo in mia compagnia e in compagnia dei momenti trascurabili di Francesco Piccolo sia stato di vostro gradimento. Ringrazio Sonny e Benny come al solito per la loro fantastica e calorosissima accoglienza sul podcast Il Cactus, e vi invito ad ascoltare il mio podcast Letture Scomposte, che trovate su Spreaker, Google Podcast, Spotify e altre fantastiche piattaforme di ascolto di podcast. Un abbraccio, baci, buon cactus!